Into the Big River! Benvenuti e bentornati sul canale del Team FS. Oggi ci troviamo sul fiume Po per affrontare una sessione di 2 giorni. Carichi come sempre, siamo elettrizzati, siamo in un posto nuovo, il grande fiume Po. Ciao ragazzi, passate la Betolina, una certa Betolina, La Betolina, la nave. una nave. Ho paura che i miei inneschi si sono affondati, dato che la nave tira su sporco e quindi ho deciso di ricalare. È arrivato anche Mattia. Non ci vuole lasciare le carpe solo a noi. Mattia e Andrea hanno scelto di utilizzare granagli e sfarinati per questa sessione, mentre io ho preferito affidarmi alle boilers. Ragazzi, partenzone, missile. Dacci, dacci. No. No. Ho spaccato tutto. E così ragazzi, questa seratina in fiume Po sta iniziando. Finora una partenza persa. Speriamo di portare qualcosa a guadino. Ragazzi, partenza da Luca, partita missile, Luca in canna, sembra bello. Sì! Sì! Dai! Butta nel guadino! Vieni, 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 vieni. Yes! C'è! C'è! Sì! Sì! Micidiale. Carpetta ragazzi. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Carpa arrabbiatissima, lunga, un maschione. Bellina, bellina. Un bel pesce di libera. Il fiume Po mi regala finalmente una bellissima carpa. Dopo 3 pesci gatto e un aspio è arrivata
anche una bella carpetta. Il terminale ve lo faccio vedere domani. Per adesso godiamoci questa bellissima carpa. Che bel pesce. Ci siamo, vediamo, ci siamo. Oh, ci siamo, vediamo. Andiamo a ricalare la canna con Luca. Andiamo a ripasturare. Qui c'è il pod. Molto lontano dall'acqua perché ci sono le maree. Ragazzi, magari un consiglio che posso darvi è prima di lanciare il vostro innesco, quindi un sacchettino, un piombo grande, fare un bel tonfo, lanciamo qualche pallina di pastura, così che se c'è qualche carpa magari non scappa via subito spaventata, ecco. Quindi niente, andiamo a lanciare 2 o 3 palline. Questo ragazzi è il terminale che mi ha regalato la cattura. Abbiamo un affondante del 25 alle Spestie con una pop-up Red Nubia. Faccio un sacchettino, uno stick mix e alcune palline dippate. Terminale leggermente lungo e piombo grippa 150 grammi. Andiamo a lanciare. La notte è passata tranquilla. Cambio esca e pasturatina leggera e nel pomeriggio siamo andati a segno con questa bellissima regina. Posso incuriosire di provare anche quella là. Oh! Oh mio Dio! Mio Dio ragazzi, è partita missile! È partita missile! Vieni a tirare di qua che ci sono intrighi, vieni di qua. Vai, ce l'hai, tira a sinistra. No. No. Perché c'è il filo lassù? Hai preso un filo di qualcuno? No. Porca. Che missile ragazzi, intanto stiamo recuperando un filo di qualcuno, cioè che si è intrigato. No, che sfiga! Ragazzi ce l'avevamo, era galla. Aveva sgallato, era nostra, cioè. Ragazzi ancora! Ancora! Vai a sinistra, vai a sinistra! Ancora ragazzi, ancora, è partita! Ma che... Ragazzi l'abbiamo appena slamata, abbiamo ricalato ed è partita subito! Vai, vai, da sinistra, da sinistra!
Vai, vai, vieni indietro che ce l'hai, ha già sgallato. Vai, vai, vai! Resti combattimento da paura. La carpa vuole andare attaccato ai sassi. Ragazzi, un pesce mostro. Speriamo di portarvelo in camera. Calmi, situazione critica. Non ne vuole sapere, non ne vuole sapere. È inviperita dura. Un combattimento mozzafiato. Dai. Vieni, vieni. Sì! Come on! Nostra, andiamo! Dai. Un gran pesce. Yal subito ricalata così. È partita. Oh yes, ci siamo. Oh yes, finalmente, dopo una slamata, è ripartita subito la stessa canna. Bel pesciotto. Wow. Oh, questo è il pesce che aspettavamo. Finalmente, il pesce che stavamo aspettando è arrivato sui nostri inneschi. Una magnifica carpa regina del fiume Po. Dopo la bellissima carpa di ieri è arrivata finalmente anche per questa giornata la seconda di questa sessione. Veramente uno spettacolo, veramente una gioia, un bellissimo pesce. Dai! Vedi? Un bel pesciotto, signori. Un bel pesciotto. Uno splendore. Che se ne va. Vi mostro in velocità cosa ho scelto io per questa sessione.
4 tipi di boilers differenti con l'aggiunta di un liquid food alle spezie e una spolveratina di Method Beer Food per creare una scia molto marcata nell'acqua. Ma anche oggi sessione conclusa. Al prossimo video, un saluto.